Ciao, sono io Marco e oggi parliamo di... No, non parliamo di bici da corsa, ne parleremo un'altra volta, ma vediamo se entra nella nostra Captur. Abbassiamo i sedili, quindi rimuovo prima la cappelliera. Metto un telo di protezione. Forse un po' di impresa. Tiro un po' il sedile avanti. Ho tirato il sedile tutto avanti perché altrimenti con tutte e due le ruote non ci entra la bici. Ok, così sembra che la bici ci entra. Si è spostato un po' tutto il telo, però l'importante è che proteggo un po' la parte davanti, che non mi si sporcano o graffiano le varie zone. Quindi proviamo a chiudere il cofano. Ok. Diciamo che la bici ci va precisa in questo modo. Sì, ci manca ancora un pochino qui, considerando che questa è una taglia M, per chi è del settore è una 54. Però la cosa comoda è che non bisogna smontare la ruota davanti per farla entrare in macchina. Altrimenti, per chi utilizza la bici solo per il passeggio, consiglio una cosa del genere. Una bicicletta pieghevole, quindi che entra semplicemente dietro al cofano. Alcune, come in questo caso, danno anche la bag.
Ed ecco qui il risultato. Molto più comoda senza dover abbassare i sedili, mettere teli o cose del genere, molto più pratica. E se avete due bici pieghevoli, basta togliere il doppio fondo, far slittare i sedili posteriori più in avanti e caricare le bici. Proviamo a chiudere. Ok, sì, pare che si chiude. Ok. Quindi in questo modo potete mettere dietro al portabagagli due biciclette pieghevoli, perché qui ce ne entra sicuramente un'altra da rimuovere, un po' di oggetti, casomai da spostarli, però ci entrano. Probabilmente ti stai chiedendo quanto spazio c'è tra i sedili una volta tirati avanti quelli posteriori. Beh, diciamo che ci entra un bambino e un adulto probabilmente anche, ma molto molto stretto. Qui, come puoi vedere, il sedile anteriore tirato completamente avanti è lo stesso quello posteriore. E questa è la posizione dei sedili tirati completamente invece indietro, quindi c'è molto più spazio, però si può optare per una soluzione intermedia, quindi non per forza i sedili devono stare tutti quanti tirati avanti, a seconda giustamente della dimensione della bici, quindi di quanto spazio occorre. Come abbiamo visto, la bici entra tranquillamente in auto. In questo caso ho utilizzato una bici da corsa, ma penso sia lo stesso per le altre bici, mountain bike, city bike e così via. Se utilizzi una di queste, ti consiglio di metterla in auto facendo attenzione al cambio, che sia rivolto verso l'alto, in modo tale da non sporcare l'auto, quindi la moquette sottostante, e non rischiare di piegare qualcosa, come ad esempio il deragliatore posteriore. Se invece non hai ancora una bicicletta e stai pensando di acquistarne una, ti consiglio di valutare anche una bici ripiegabile, e quindi chiamata anche folding, proprio perché, come abbiamo visto insieme, occupa veramente poco spazio ed è molto pratica. Sicuramente le prime 2 volte che la utilizzerai per aprirla e chiuderla ci vorrà quel minuto in più, però una volta presa la mano è veramente comoda. Apro una piccola parentesi riguardo questo tipo di bici, quindi ripiegabile, riguardo le ruote. Essendo molto piccole rispetto a una classica bici, sicuramente dovrei pedalare un pochettino di più, però se lo scopo è quello di fare passeggiate non penso sia un problema. Quindi spero di essere stato utile o interessante. Se è stato così ti chiedo di iscriverti al mio canale, così ci vediamo la prossima volta. Ciao!